Agrigento Cultural Tour riparte il nuovo appuntamento per domenica giorno 18 da Porta di Ponte. Ne parliamo con chi sta organizzando l'iniziativa, primo di tutti Carmelo Cantone. Sì, come Associazione Culturale Antiche Tradizioni Popolari è già la terza edizione che facciamo un giro in centro storico. La novità di questa volta è che invece di fare i soliti giri ci sarà un percorso molto particolare. Un'altra novità è quella che la facciamo in collaborazione con i ragazzi del centro storico. Sono iniziative che ci piace offrire nelle mie svariati vesti anche da operatore turistico, ci piace offrire e regalare la partecipazione gratuita questa manifestazione alle persone, agli agrigentini e ai turisti che ci onoreranno domenica di partecipare con noi, ma soprattutto, credetemi, agli agrigentini, regalarlo a loro per fare scoprire dei percorsi veramente inediti. Rosi Di Matteo, qual è il suo compito in questa iniziativa? Insieme a Saragallo e Mattias Lopilato abbiamo cercato di trovare un tema inedito. Questa volta ci siamo soffermati sui portoni e i portali dell'antica nobiltà agrigentina, quindi coloro che saranno lieti di partecipare a questo evento verranno insieme a noi a scoprire le novità del centro storico, quindi tutto quello che c'è di inedito in questo percorso. Bene, ora parliamo con chi del centro storico ne ha fatto un motivo di vita ed è Saragallo e Mattias Lopilato. Esatto, noi ringraziamo il dottore Cantone perché è stato lui a invitarci e coinvolgerci in questa bellissima iniziativa, perché essa è proprio, ci aiuta proprio con il nostro scopo, lo scopo del centro storico di Agrigento come sito internet ma anche come social network, quello di valorizzare il centro storico, di farlo conoscere, di farlo apprezzare, quindi attraverso questa passeggiata scopriremo tanti tesori. Mattias. Presentare alla città di Agrigento i tesori che sono nascosti, che giornalmente noi passiamo sotto quei balconi, ma non sapere cosa si nasconde dietro la porta, è quello che noi faremo domenica. Un percorso inedito perché non saranno le solite visite o alla cattedrale o alla Santa Maria Greci, ma entreremo proprio nel cuore del centro storico, quindi scoprendo la storia, come diceva Rosi, della nobiltà di quei portali e di chi abitava all'interno di quei palazzi. Allora Carmelo, diamo appuntamento dove, sì, quando esattamente e a che ora? Ci vediamo domenica mattina alle 9 a Porta di Ponte, da lì in maniera allegra, gioiosa, simpatica passeremo 2 ore, non più di 2 ore, quindi raccomando a tutti la puntualità, di sport, cultura e allegria.